Un saluto agli amici che ci seguono su YouTube, questa è la prima puntata di Guida ai Campionati che parla di calcio maschile e femminile di Vittorio Veneto. Vittorio Veneto maschile che ha vinto il campionato di eccellenza 2012-2013 è stato promosso in Serie D dopo un'attesa lunga 24 anni che sta ancora festeggiando giustamente perché manca ancora una giornata al termine del campionato, mentre il femminile ha già archiviato la stagione 2012-2013 arrivando al quinto posto del campionato di A2 nazionale girone C con 37 punti frutto di 11 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. Ma partiamo dunque dal Permac Vittorio Veneto che si è tolto delle belle soddisfazioni vincendo per esempio con l'Inter in casa nel girone di andata, Inter che poi ha vinto il campionato e pareggiando sia l'andata che il ritorno 0-0 con la seconda in classifica il San Zaccaria e che però poi magari in certe partite non è arrivato il risultato che si aspettavano. Per esempio contro il Mestre partita persa 4-2 e al ritorno dopo essere in vantaggio per 3-0 le ragazze si sono fatte raggiungere sul 3-3 nel giro di 20 minuti. Comunque lode alle ragazze che hanno disputato un'ottima stagione, dunque però, sì, c'è un però, che è la scelta fatta dalla società. Vediamo il servizio post-season realizzato e così vi fate un'idea, anche se in molti lo sanno già. Vediamo il servizio. Siamo in compagnia per Guida ai Campionati del presidente del Vittorio Permac. Allora, presidente, un bilancio sulla stagione. Ma la stagione è stata positiva in tutti i sensi, siamo al quinto posto, abbiamo fatto una bella stagione, diciamo, siccome le ragazze sono tutte brave e speriamo di continuare così. Ho ricevuto le ultime 2 settimane una notizia che non ha riconfermato il mister, come mai? Ma il mister ci è dispiaciuto moltissimo perché ci sono tanti problemi al giorno d'oggi, specialmente di soldi e non abbiamo la possibilità perché non siamo più in attivo ma siamo e purtroppo abbiamo parlato con il nostro allenatore, lui ha capito cosa stavamo parlando e ha detto va bene, sì, non se l'è presa, anzi ho capito, avete i vostri problemi, perciò quel prossimo anno ci sarà mio figlio Sergio che allenerà e comunque per l'allenatore ci sarà sempre un posto qua a Vittorio Veneto. Questo ci siamo detti e lui ha capito, insomma. Quindi magari una prossima stagione un po' ridimensionata? Un po' ridimensionata, sì, perché il nostro punto prima era di non poter fare più la Serie A2 perché il problema sono questi i soldi, il problema di tutti gli italiani io penso, però poi abbiamo detto no, non meritiamo di di fare una Serie C perché le ragazze non meritano questo visto l'anno positivo e abbiamo cercato di vedere dove si poteva risparmiare un po' e appunto con mio figlio che lo fa a gratis si risolverebbe insomma un po' il costo. La ringraziamo presidentessa e in bocca al lupo per la prossima stagione. Avete sentito dunque le parole della presidentessa onoraria del Permac Vittorio Veneto che delega al figlio presidente Sergio Fattorelli il compito di allenatore per la prossima stagione. Non entriamo nella vicenda strettamente societaria, sta di fatto che vedere un presidente allenatore magari non è proprio consono e di tutti i giorni. Decisione rispettabile comunque, lasciamo a voi i commenti. Bene, cambiamo spogliatoio ora e entriamo in quello del Vittorio Falmex San Martino Colle. Avrete sicuramente gustato le interviste durante la stagione sia maschile che del Permac Vittorio Veneto femminile. Ora in esclusiva per Guida ai Campionati sentiamo Mister Della Bella, trainer del Vittorio Falmex. Un saluto agli amici di Guida ai Campionati. Siamo con Mister Stefano Della Bella, complimenti Mister intanto. Grazie, buongiorno a tutti intanto. Partiamo dall'inizio,
Promosso in prima squadra, te l'aspettavi di arrivare dove sei arrivato? No, sicuramente no, all'inizio sì, è stato un bel salto per me, difficile, però pian pianino abbiamo iniziato lavorando duro e dopo pian pianino abbiamo preso anche coraggio, forse all'inizio tutti quanti ci davano un po' così, non dico per spacciati ma con molte difficoltà, però forse è stato anche quello che i ragazzi da subito hanno capito che potevano far bene. Ci eravamo incontrati a Natale, poi mi hai detto passa per Pasqua, c'era già la consapevolezza dei mezzi della squadra, Ma io oppure l'hai vista man mano? Io ripeto che siamo stati quadrati già da subito. Logico che dopo, man mano che passavano le partite, i ragazzi hanno preso più consapevolezza dei propri mezzi e hanno capito che potevano star là. Io ti ho detto a Natale di aspettare Pasqua perché secondo me la squadra era giovane e dopo i campionati sì, si vincono tra febbraio e marzo e noi febbraio e marzo abbiamo fatto bene e dopo abbiamo fatto questa finale qua in crescendo ancora e siamo dove siamo arrivati, insomma. Sapevi già di avere dei buoni giovani avendoli allenati, è stato più facile assemblarli alla prima squadra? Ma, sapevo che avevo dei buoni ragazzi, questo sì, però era sempre a fare il confronto con la categoria, perché i bravi ragazzi giocavano in un campionato juniores, non giocavano in prima squadra. E allora questo era il punto di domanda che tutti ci facevamo. Il discorso è questo, sono cresciuti secondo me e hanno dimostrato contro i pari valori, a differenza di altre squadre, che ci potevano stare e dopo hanno fatto bene, insomma. Penso sia riduttivo dire che solo i giovani hanno fatto bene perché anche gli altri hanno dato molto e mi sono stati molto d'aiuto anche i più vecchietti. Qual è stata la partita o le partite determinanti nella stagione? Quello che ci ha fatto credere che potevamo lottare fino in fondo per arrivare per vincere è sicuramente il ritorno col Ripa. Là ci ha fatto capire, ci ha dato il là per la cavalcata finale. Il pubblico ha apprezzato il tuo lavoro, i commenti sono positivi, sia a livello tattico che a livello di gioco, un tuo parere? No, ma noi abbiamo sempre cercato, dopo è facile quando sei primo, sei nelle prime posizioni, cercare sempre giochi con meno paura e dunque cerchi di giocare sempre la palla. Quello è stata la nostra prerogativa già dall'inizio dell'anno, i risultati dopo sono venuti e sempre più ci siamo divertiti secondo me. La squadra può ancora battere un record quest'anno dell'eccellenza, quella dei punti fatti, che sono 70 dal Dolo nella stagione 2010-2011. Manca una partita, cosa ne pensi? Ma manca una partita e dobbiamo cercare di vincere l'ultima in casa per superare questo record. È che ogni partita fa sempre se nel girone A l'altra squadra sicuramente, non... sicuramente dico che è importante, bisogna creare una mentalità di cercare di far bene e di non regalare ogni partita che si va in campo, questo è il discorso. Parliamo un po' di te, mister. Da giocatore hai giocato qui a Vittorio Veneto, con che spirito hai intrapreso il ruolo da allenatore dopo averci giocato? È un po' come la strada presa da Antonio Conte, magari con un atteggiamento un po' più pacato. No, beh, sono confronti o paragoni che non faccio, non è possibile fare sicuramente. No, è che Però averci giocato. da giocatore mi è mancato vincere il campionato in un'annata che non abbiamo perso una partita e siamo arrivati secondi. Quella sì, forse era la remora che mi portavo. Non credevo sicuramente di vincere quest'anno, questo lo ammetto, però è stata una grossa soddisfazione e forse mi ripaga di non esserci riuscito da giocatore. Ringraziamo allora mister Della Bella. Grazie a voi. Un in bocca al lupo per l'ultima partita e un in bocca al lupo per la prossima stagione. Crepi, grazie. Bene, questa era l'intervista, ringraziamo mister Della Bella, ringraziamo voi per essere stati con noi e alla prossima.
us away.